Eccoci al termine della 13ª di campionato Hockey Sarzana contro Hockey Follonica. Siamo con il presidente del Follonica, buonasera. Buonasera. Una vera battaglia questa sera, un risultato che termina 4-2, un Sarzana che ha aperto le danze dopo pochi secondi, dopo meno di un minuto, quel gol a freddo. Poi il Follonica è stato abile nel gestire lo svantaggio e trovare il ribaltone 3-1 nel fine primo tempo, poi addirittura 4-1 nel secondo tempo. Poi Sarzana è riuscito a trovare il 4-2 con quel rigore, poi il risultato non è riuscito a andare oltre. Come ha visto la partita? Ha fatto una descrizione perfetta, è stata una partita intensa, molto intensa. Noi sappiamo sempre quando veniamo a giocare a Sarzana le partite sono complicatissime perché l'intensità e la pista ci mettono sempre in condizioni di difficoltà. Abbiamo retto bene il colpo, specialmente quando andare in svantaggio subito non è che sia il massimo. Poi abbiamo recuperato bene, abbiamo giocato 6 minuti in inferiorità numerica e questo ovviamente ha un po' anche pregiudicato la possibilità di reagire, però i ragazzi sono stati veramente bravi a gestire la partita, a evitare anche di cadere in ulteriori situazioni che ci potevano complicare la vita. Pertanto è un grande risultato, lo prendiamo e torniamo a casa ben lieti di questo che sarebbe un terzo posto, ma in realtà è un quarto per la differenza reti con il Lodi, ma comunque ci va bene, abbiamo fatto un grande girone d'andata. Sì, girone di andata che appunto termina con questi 28 punti, un ottimo inizio di campionato, diciamo, per i grandi risultati che sono arrivati, battendo anche le squadre al vertice che appunto avrebbero altrimenti il punteggio pieno, quali Forte dei Marmi e Trissino, e da citare anche il trofeo già ottenuto, la Supercoppa Italia nella doppia sfida contro il Forte dei Marmi. Sì, abbiamo fatto un grande girone di andata, abbiamo peccato lasciato qualche punto in trasferta, specialmente a Valdagno nella partita susseguente, proprio la vittoria della Supercoppa, erano piuttosto stanchi e è stata una partita complicata. Abbiamo poi Grosseto e anche a Monza, però vedo che il Monza sta facendo molto bene e dunque vuol dire che il campionato è equilibrato e tutte le squadre possono veramente fare la loro figura e avere degli ottimi risultati. Io credo che la realtà attuale dell'hockey è questa e noi siamo molto contenti di essere a 2 punti, credo, ora salvo che non mi sbagli, dalla prima, e dunque è una grandissima stagione, un grande lavoro di Sergio al quale voglio mandare un messaggio di ringraziamento per tutto quello che ha fatto, ovviamente oltre per i ragazzi e per i tifosi che sono venuti anche stasera qui da Sarzana a farci il tifo.